Gentilini a Treviso, camera ardente a Cassugana, la città si fermerà per permettere al corteo funebre di percorrere i luoghi simbolo in Piazza dei Signori, rintocchi della torre civica, imponente servizio d'ordine e di assistenza. E Antena 3 seguirà in diretta dalla mattina fino alla fine della cerimonia l'addio a Gentilini. Oggi via vai continua la camera ardente al Cafoncello, dalle lacrime di amici e compagni di partito alla commozione della gente comune. Da ieri non c'erano più speranze, oggi dichiarato morto Giacomo Bologna, lo studente universitario di Possagno che si era scontrato in moto contro un furgone a Pieve del Grappa giovedì, avrebbe compiuto 21 anni tra un mese. Disposta l'autopsia sul corpo della catechista di Strana, stroncata da un malore a Roma, mentre era con i ragazzi della parrocchia, la data dei funerali da fissare nella comunità, dolore e sbigottimento. Carica batteria del cellulare in corto, divano a fuoco, rogo in un appartamento di Preganziola, la proprietaria era fortunatamente assente, le fiamme spente dai vigili del fuoco. Truffe ai danni di ristoranti e macellerie di Salgareda e Ponte di Piave, i carabinieri denunciano 2 donne, raggiri che vi avevamo raccontato un mese fa nei nostri telegiornali. A 25 anni dalla firma del gemellaggio tra San Zenone degli Ezzerini e Maiano, nato dopo il terremoto del 76 in Friuli, le 2 comunità si sono ritrovate per risaldare la loro vicinanza. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque l'addio a Giancarlo Gentilini. Domani dunque Treviso in lutto cittadino, si fermerà per dare l'ultimo saluto a Gentilini. Oggi le riunioni operative per stabilire ogni singolo aspetto di una giornata che segnerà la storia della città. Camera ardente a Cassugana, poi il feretro passerà lungo le vie della città, sostando in alcuni punti simbolo come Piazza dei Signori, dove ci saranno i rintocchi della torre civica. Poco dopo mezzogiorno di oggi il primo cittadino Mario Conte ha raggiunto la cappella funeraria dell'ospedale Cafoncello per un gesto carico di significati. È stato il primo gesto del sindaco Conte, non appena giunto alla camera ardente di Giancarlo Gentilini nella cappella funeraria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Primo dei tanti tributi che la città non solo sta preparando al suo sindaco per sempre, stabiliti nelle riunioni operative in prefettura e municipio. A partire dal lutto cittadino per la giornata dei funerali e della camera ardente che sarà allestita dalle 10 nell'androne di Cassugana. Abbiamo voluto riportare Gentilini nella sua seconda casa, che è il municipio, e quindi da domani dalle 10 alla 14 la bara sarà visitabile presso l'atrio di Cassugana, poi attorno alle 14:15 partirà un corteo che toccherà i punti principali proprio su desiderata del sindaco Gentilini, quindi passeremo per Piazza San Vito, toccheremo Piazza Indipendenza, quindi simbolicamente il Salone dei 300, ci fermeremo qualche minuto in Piazza dei Signori dove verrà salutato dai rintocchi della torre civica, sfilerà lungo il Calmaggiore, un passaggio in Piazza Duomo, Piazza Vittoria, per poi arrivare al Tempio di San Nicolò dove verrà celebrato il funerale. Alle 15:30 all'inizio della cerimonia funebre, presieduta dal vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi, davanti ad una platea di non meno 2000 persone, tanti i posti a sedere che saranno predisposti sin dalla mattinata all'interno del Tempio. Per l'evento gran parte dell'area esterna la chiesa sarà liberata dalle auto per permettere a chi non riuscirà ad entrare di poter comunque seguire la cerimonia religiosa e le successive orazioni funebri. Con il sindaco Conte prenderà la parola il presidente della regione Luca Zaia e quasi sicuramente il segretario nazionale della Lega e vice premier Matteo Salvini. Hanno dato conferma fino a questo momento il vice premier Salvini, il ministro Nordio. È probabile la presenza anche del ministro Giorgetti, saranno presenti i sottosegretari Bitonci e Ostellari, tantissimi parlamentari, degli europarlamentari e poi un'infinità di sindaci. L'obiettivo è quello di starci tutti per onorare e salutare nel migliore dei modi il sindaco Gentilini. E questa mattina l'apertura della Camera Ardente al Cafoncello dalle 9 alle 16 è stato un flusso continuo di persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giancarlo Gentilini, tra loro tanti volti della politica e non solo. Il primo tra gli amministratori di Treviso a voler salutare il sindaco per sempre Giancarlo Gentilini nella cappella funeraria del Cafoncello è stato l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Tanto dolore per la scomparsa di un amico. Ma penserò alle parole che prendevo tramite i suoi pizzini, tante, e mi diceva: guarda che quando
quando io ti scrivo vuol dire che ti voglio bene. Poi il passaggio del direttore generale dell'ULSS, che ha abbinato il ricordo di Gentilini a quello di suo padre. Poi alla fine ci troviamo tutti insieme e chissà che metta ordine anche là, che c'è bisogno sempre comunque di ordine. Lui riusciva a farlo questo con simpatia, con tranquillità e con gentilezza. Anche Dimitri Coin, da amico, da segretario provinciale della Lega e da parlamentare, ha voluto portare il suo saluto per una persona ed un carattere inimitabile. Lascia un vuoto che è incolmabile. I tempi sono cambiati, ma quel coraggio che ha dimostrato è il lascito vero che dovrebbe lasciare a tutti quelli che amministrano e che fanno politica. Eredità ed esempio soprattutto per le nuove generazioni della politica. Lui ha fatto crescere una classe dirigente, cioè attorno a lui sono cresciuti dei ragazzi che hanno potuto godere della sua capacità di amministrare. Ci lascia una scuola, un modo di come comportarsi con la gente quando si fa politica. Un sindaco in mezzo alla sua gente, soprattutto a quella che per età o malattia viene quasi messa in un angolo. In casa di riposo, nei 15 anni che ci sono stato io, non ha mancato un centenario a venire a fare gli auguri, quindi credo che ci siano più foto sue con i centenari sui tavolini delle case di riposo dell'Isra che non in tanti altri posti. La città lo ricorderà comunque Gentilini, ha lasciato un segno che difficilmente riuscirà a essere cancellato. Una convinzione condivisa anche da chi pur sull'altra sponda politica non è mancato l'ultimo saluto. In quegli anni là, seppur noi l'abbiamo molto contrastato, lui ha dato un'impronta alla città. È un uomo che però non ha mai utilizzato e usufruito delle porte che gli sono state aperte per fare una carriera politica. Di questo chapeau. Lei prima ha detto che non l'ha mai votato. Sì, è vero. Eppure? Eppure è una persona rara, straordinaria, da imparare sempre. Ecco. Un sindaco tra la gente, oggi c'era tanta gente, c'erano i suoi trevigiani a salutarlo e intorno al feretro i simboli della sua storia personale e amministrativa. Tanta gente comune ha voluto rendere omaggio a Giancarlo Gentilini. Attorno al feretro il cappello alpino, il gonfalone della città di Treviso, la grande foto del sindaco per sempre, la fascia tricolore del sindaco Conte e la sciarpa del Treviso Calcio depositata dal figlio Antonio. Poi i fiori tenuti da Fettucce tricolore, così come il fiocco esterno che segnava il percorso dentro la cappella funeraria. Poi ancora i 2 quaderni per le firme e tanti commenti lasciati dai cittadini sin dall'apertura della Camera Ardente. Un ricordo di Giancarlo Gentilini. Un bravo uomo. Lei è tra i primi a essere venuto a salutarlo? Sì, credo di sì. Valeva la pena venire anche presto? Per me sì. Un pezzo, una colonna insomma, di Treviso. Cosa ci lascerà Gentilini? Il suo sorriso, il suo parlare schietto e soprattutto un'eredità di cuore. Un uomo combattivo, sempre sorridente, sempre con un pensiero positivo per la sua città, per noi. Una persona meravigliosa, lo ripeto e lo straripeto, è una persona da prendere atto di quello che ha fatto lui nella sua vita e come ha fatto lui la sua vita. Emozione anche delle penne nere. Come spirito alpino penso che sia stato il padre per noi, ecco. Io l'ho conosciuto anche come dipendente. Lui ha messo come centro la persona e non la burocrazia. E quindi lì si è visto veramente il vero spirito alpino del fare. A salutarlo uno dei suoi fotografi preferiti. Quante volte l'ha fotografato? Tantissime, in Antena 3, tantissime volte, veramente tante. Quante volte sorridente e quante volte corrucciato? Veramente poche volte corrucciato. Esequie organizzate da un amico di sempre. Lei ne ha accompagnata tanta di gente, però qui è una cosa diversa. Questa è un'emozione che fino a oggi non ho provato, anche su altre grosse circostanze militari o istituzioni oppure clero, oppure no, qua che c'è l'amicizia di mezzo. Ma il ricordo più toccante è nella commozione di chi ha pedalato lungamente pur di venirlo a salutare. Un saluto portato in bicicletta. Sì, era una persona, era gentilissimo. Poi quando lo trovavamo al mercato si fermava sempre. Cosa ci lascia?
ci lascia un vuoto. Giuseppe Basso, già assessore e ora capogruppo della lista Conte a Treviso, era molto vicino a Giancarlo Gentilini. Giovedì mattina, quando Basso lo ha salutato in ospedale, lo sceriffo gli ha chiesto l'ultimo favore: recuperare a Cassugana e recapitare ai destinatari le ennesime buste di Pizzini, lettere e istanze che da sempre faceva trasmettere a sindaco, assessori, consiglieri e la sua personalissima rassegna stampa. Piccolo esempio dei Pizzini. Questo, caserma Piave. Raccoglieva praticamente le istanze dei cittadini, dei suoi cittadini, del suo popolo, le tramutava in scritti che indirizzava agli assessori che lui riteneva fossero competenti in quella specifica materia, e dopodiché li faceva fare un certo numero di copie, 4, 5, 10, 16 copie, dipende da quante persone dovevano essere informati o informate di queste sue istanze, richieste, ordini più che istanze. Salvare la razza Piave deve essere una cosa seria. Lui, da quando sono diventato assessore nel 2003, da allora mi ha sempre fatto avere la rassegna stampa. Quando ero assessore me la faceva avere quotidianamente, invece gli ultimi anni settimanalmente portava un plico pieno di ritagli di fogli di giornale dove commentava e aspettava il mio diciamo, commento con lui, in maniera da capire, da vedere, da giudicare i fatti che lui riteneva di dover affrontare. Come era critico? C'era qualche rimprovero? Sempre pepato come era lui? Sì, pepato, critico, dava sempre indicazioni, esprimeva le sue contrarietà, era micidiale, un grande. Facciamo questa ampia pagina dedicata all'addio a Giancarlo Gentilini. Vi ricordo che domani seguiremo in diretta tutta la giornata, tutto il pomeriggio, la funzione pubblica, la funzione religiosa, l'addio dalla partenza da Cassugana, il tragitto, il corteo funebre lungo i luoghi simbolo della città fino alle esequie nella chiesa di San Nicolò e naturalmente fino ai discorsi finali delle autorità. Tutto questo in diretta su Antenna 3. Ed è enorme il dolore per la scomparsa di Giacomo Bologna, lo studente universitario di Possagno, rimasto coinvolto giovedì scorso in un terribile incidente stradale a Crespano di Pieve del Grappa. Sono stati giorni di speranza, giorni di preghiera perché Giacomo Bologna riaprisse gli occhi, ma le ferite riportate in quel terribile incidente stradale di giovedì scorso non gli hanno lasciato scampo. Si è spento all'ospedale di Treviso dopo giorni di agonia. Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo mese di giugno, figlio unico, viveva con i genitori in Contrabroia, Possagno, e proprio a casa stava tornando quel maledetto pomeriggio quando in sella alla sua Ducati, subito dopo la curva in via San Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa, si è scontrato con un fuoristrada condotto da un 73enne. Le sue condizioni sin da subito erano parse disperate. Era stato egli trasportato al Cafoncello. Fino all'ultimo istante ci si è illusi che potesse farcela. La sua morte ha distrutto, oltre alla famiglia, anche tutte le persone che lo avevano conosciuto. Visibilmente scosso il sindaco di Possagno, Valerio Favero. È un qualcosa che penso sia indescrivibile, perché perdere un figlio a 20 anni in questo modo è qualcosa che non si può descrivere, non si può dire. Tutta la nostra comunità si stringe attorno ai genitori, attorno alla famiglia nel dolore e non possiamo dire altro. Lei era in ospedale assieme ai genitori? Sì, sono stato giù a portare il mio saluto a Giacomo e un abbraccio alla famiglia su un momento che è davvero difficile da vivere. Sono un papà anch'io e non ho idea di come possa essere questo momento per loro. Lungo una strada che avrà fatto centinaia e centinaia di volte.
Sì, purtroppo sì, però siamo tutti appesi a un filo e quindi godiamoci la vita e viviamola pieno il più possibile. Giacomo Bologna frequentava il terzo anno di ingegneria a Padova, dopo il diploma al liceo Brocchi di Bassano all'indirizzo quadriennale di scienze applicate. Brillantemente era stato scelto per un progetto legato allo studio dell'intelligenza artificiale da tenere sempre al Brocchi come assistente docente. Attivo nel gruppo giovani della parrocchia di Fietta di Paderno del Grappa, sempre pronto ad aiutare il prossimo, era un membro importante della comunità del piccolo paese trevigiano. Sul punto dove si è verificato il terribile incidente c'è un mazzo di fiori per ricordarlo, e mentre facevamo le riprese, lontano dalle inquadrature, un amico ha sussurrato: sono certo che ora Giacomo sia in un mondo migliore. Emeolo in lutto per la scomparsa di Vedad Osipcic, morto domenica sera, 32 anni, in sella ad una moto sulla Treviso Mare. Fatale lo scontro con un camion e il sindaco Pavan torna sull'importanza dell'autovelox che si è trovato costretto a spegnere. Lo conoscevo di vista, purtroppo la nostra comunità in questo momento è rimasta attonita per la perdita di questo ragazzo, questo giovane ragazzo che appunto lo conosciamo un po' tutti perché siamo un piccolo paese, ci conosciamo un po' tutti, e che lavorava anche proprio a Meolo, in una fabbrica lì vicino dove è successo il sinistro. Meolo in lutto. Vedad Osipcic aveva solo 32 anni. La sua vita si è drammaticamente interrotta domenica sera in un incidente stradale sulla Treviso Mare, all'incrocio con la via che porta a Monastier, quasi accanto al luogo in cui lavorava, lo scattolificio Idelkart. Vedad era in sella a una moto, pare chiesta in prestito al fratello per farsi un giro al termine di una domenica all'aria aperta. Lo scontro con un camion all'incrocio si è rivelato fatale. Vani i tentativi di rianimazione. Di origine bosniaca, era da tempo residente in paese. Ben integrato anche da diversi anni, famiglia presente, lavoratori, persone insomma normali, che anche la stessa proprietà della ditta dove lavorava il ragazzo conferma un bravissimo ragazzo, un bravo lavoratore. Ora è il momento del cordoglio, ma il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, non può non pensare a quell'autovelox sulla Treviso Mare che si è trovato costretto a spegnere di fronte ad un'incertezza legislativa e burocratica, racconta, che recentemente aveva portato il comune a perdere diversi ricorsi di automobilisti al giudice di pace. Certo, l'incidente è avvenuto a 4 chilometri da dove si trovava l'autovelox, ma l'efficacia della sua presenza era indiscutibile. Dal 2019, in quel punto esatto dove c'è l'autovelox, sono morte 3 persone per incidenti stradali, e da quando invece è stata installata l'apparecchiatura, oltre ai vari sinistri che sono accaduti, ma da quando c'è stata l'installazione dell'apparecchiatura nessun altro incidente, neanche un minimo tamponamento è più successo. Questi sono dati incontrovertibili. È stata disposta l'autopsia sul corpo della catechista di Istrana, stroncata da un malore a Roma mentre accompagnava in pellegrinaggio i ragazzi della parrocchia. La data dei funerali da fissare, mentre nella comunità di Istrana c'è dolore e sbigottimento. È stata portata in obitorio ancora giù in Lazio, e adesso aspettiamo di capire quando faranno l'autopsia per riportarla a Istrana e celebrare il funerale. Credo a questo punto non lo so, non sappiamo niente, ma la settimana prossima. La Procura di Roma ha disposto l'autopsia sul corpo di Lina Pietroboni, la catechista di 57 anni stroncata da un malore mentre accompagnava i ragazzi di Istrana in pellegrinaggio per il Giubileo. Un lutto doloroso e improvviso, quello che ha colpito il gruppo, e proprio ai ragazzi sono stati il parroco e gli altri accompagnatori la sera, al momento della preghiera, a comunicare quel che era successo. Hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava, e poi con calma, una volta che è successo tutto, è stato comunicato, sono stati bravi, bisogna dire che sono stati bravi, ci abbiamo pregato, era per tutto il riferimento, sono stati bravi, io devo dire che hanno reagito bene, al di sopra delle nostre aspettative. Molti di loro vorranno essere presenti ai funerali, così come la comunità parrocchiale di Istrana, attonita di fronte alla perdita. Capiremo in base a quando sarà la data del funerale, se faremo prima delle veglie, degli incontri, qualcosa, in base a quanto procrastinato è il funerale. Sposata e mamma di 2 figli di 15 e 18 anni, Lina Pietroboni, originaria della Puglia, lavorava nel mondo della scuola e per la parrocchia era una colonna. Io sono a Istrana dal 2017 e lei è una delle più preziose collaboratrici della parrocchia, oltre che come catechista nel servizio liturgico in tanti ambiti. Ecco, sono troppi da elencare tutte le cose che faceva e che
era sempre disponibile e preziosa per tutta la comunità. Sarebbe stato un cortocircuito al caricabatterie di uno smartphone ad aver causato un incendio che ha danneggiato gravemente un appartamento di una palazzina di Preganziolo in via Puccini. Il rogo è scoppiato intorno alle 14 di oggi e ha interessato in particolare un divano che è andato distrutto dalle fiamme. La proprietaria dell'abitazione non si trovava in casa ma poco distante all'esterno e per questo è rimasta miracolosamente illesa. È stata lei stessa a dare l'allarme al 115. Intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'appartamento, gravemente danneggiato anche dal fumo oltre che dal calore sprigionato dal rogo. Esplosi i vetri delle finestre, nessuna conseguenza per gli altri alloggi dello stabile, non è stato necessario provvedere all'evacuazione. E i carabinieri hanno denunciato 2 donne perché ritenute responsabili di una serie di truffe ai danni di ristoranti e macellerie di Salgareda e Ponte di Piave, raggiri che vi avevamo raccontato circa un mese fa nei nostri telegiornali. Purtroppo ci ha svuotato tutta la merce, tutto il frigo, però ha preso una somma ingente, una quantità ingente di materiale, di merce, e dicendoci che passava lunedì per il pagamento e purtroppo non è più passato. A parlare ai nostri microfoni qualche settimana fa un macellaio di Salgareda finito nella rete dei truffatori che erano riusciti a portare via oltre 1.000 euro di merce senza pagarla. Raggiro simile, questa volta sventato negli stessi giorni anche alla macelleria Porca Vacca di Ponte di Piave. Il modus operandi sempre lo stesso. Una persona al telefono si era finto un noto imprenditore e aveva ordinato costate, polli, hamburger, salsicce e pancetta per un totale di 1.200 euro, lasciando detto che sarebbe andata la moglie a ritirare la spesa e che lui avrebbe saldato il conto il giorno successivo. La presunta consorte si era di fatto presentata in compagnia di una giovane. La titolare, però, insospettita non solo dall'atteggiamento ma anche da come avevano parcheggiato l'auto, aveva chiesto loro di esibire un documento prima di consegnare la merce. A quel punto le 2 erano scappate. Episodi segnalati ai carabinieri che ora hanno denunciato a piede libero per il reato di truffa in concorso una 32enne residente in provincia di Treviso e una 25enne residente in provincia di Udine, entrambe con precedenti. Secondo le indagini dei militari, le 2 tra il 18 gennaio e il 9 febbraio di quest'anno si sarebbero recate presso 5 attività commerciali tra Salgareda e Ponte di Piave, facendosi consegnare prodotti alimentari senza però saldare il conto. L'attività dei carabinieri, attraverso la visione degli impianti di videosorveglianza pubblica e privata e i riconoscimenti fotografici da parte delle vittime, ha consentito di identificare le 2. Il danno complessivo dei raggiri ammonta a circa 5.000 euro. Le indagini continuano ora per identificare il presunto imprenditore che faceva l'ordine e anticipava l'entrata in scena della coppia. Oggi si celebra la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Confortanti i dati di Confartigianato. Nella Marca trevigiana gli infortuni nel settore artigiano sono in continuo calo. Sono dati che ci portano un po' di sollievo, perché gli incidenti sul lavoro sono una modalità di incidente che nelle piccole imprese fanno davvero soffrire. Quindi anche se le percentuali sono basse, vedere che c'è un miglioramento, questo davvero fa ben sperare per l'anno in corso. I dati sono quelli del Centro Studi Confartigianato, elaborati in occasione della Giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro, che mostrano un calo degli infortuni nel settore dell'artigianato. Nella Marca trevigiana a gennaio e febbraio 2025 sono stati 165 i casi, con una diminuzione del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi 145 avvenuti in occasione di lavoro, con un calo più sensibile del 5,8%, 20 invece successi su strada, 1 in più rispetto al 2024. Tra gennaio e novembre dell'anno scorso in provincia sono stati denunciati 1.109 infortuni contro i 1.128 del 2023, con una riduzione dell'1,7%, un calo più marcato rispetto alla media provinciale di meno 0,5%, considerando tutti i settori economici. Una peculiarità, spiega il vicepresidente Bagliana, dell'impresa artigiana è proprio la centralità della persona. Il lavoratore è a fianco all'imprenditore, no? E quindi tutti e due sono soggetti alla
la stessa attenzione per evitare di farsi male. Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha da tempo investito nella sicurezza sui posti di lavoro anche attraverso strumenti innovativi come il Virtual Reality for Safety Training, con la realtà virtuale a supporto della sicurezza in edilizia messa a disposizione degli studenti, e ancora con i corsi finalizzati a fornire tutti quegli strumenti fondamentali per prevenire i rischi durante il lavoro. I corsi aiutano molto proprio perché insegnano quali sono le pratiche che bisogna adottare, quali sono le modalità per tenersi al sicuro, e soprattutto quello di utilizzare sempre quelli che sono gli strumenti di salvaguardia e di non essere a volte superficiali. La politica con le regionali, centrodestra e centrosinistra ancora in alto mare con le candidature da Fratelli d'Italia, Stoccata e leghisti. Basta parlare di linea del Piave, il fiume sacro non si strumentalizza, ha affermato oggi nel corso di Focus TG Luca De Carlo. Poi quando io sento parlare ad esempio direttore di linea del Piave, a parte che io non parlerei di Piave, perché insomma io ho fatto il sindaco 15 anni sulle rive del Piave, non l'ho mai sentito dire nulla se non passa lo straniero, evocando, diciamo così, i miti della prima guerra mondiale. Però insomma un fiume sacro alla patria, l'Italia, non può essere strumentalizzato da una parte o dall'altra per un interesse di bottega. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro, basta tirare in ballo la linea del Piave in vista delle regionali, espressione spesso usata dagli esponenti leghisti per dire di fatto che il candidato presidente del centrodestra spetta a loro, Zaia o non Zaia. A Focus TG, ospite del direttore Luigi Bacialli, il numero 1 dei meloniani in Veneto, dice semmai che il Piave altro suggerirebbe. Il Piave è il fiume sacro alla patria, dovrebbe unire, infatti il messaggio del Piave è: lavoriamo tutti uniti perché tutti uniti sappiamo dare risposte ai cittadini, eppure in un momento di difficoltà come questo. Insomma, lo straniero non è da intendersi dentro la coalizione, fa intendere De Carlo, che conferma anche come il dado, in un senso o nell'altro, non sia stato affatto tratto, anzi. Oggi non c'è un accordo già fatto, che oggi non c'è un partito che sicuramente governerà il Veneto, ma ci sarà una straordinaria coalizione fatta da tanti partiti sul quale Fratelli d'Italia sa di poter dire la propria, proprio per essere il primo partito in Veneto. E sembra lunga la strada per individuare un candidato presidente anche nel centrosinistra, pure qui ancora nessun nome ufficiale. Stiamo ragionando attorno al nome che possa interpretare al meglio la volontà di presentarci come un'alternativa a questa destra che ha governato nel corso di tutti questi anni e che finisce, secondo me, anche non positivamente il proprio mandato. Lo finisce con liti e tensioni, ma anche con risultati che non si vedono. Autonomia e pedemontana, solo per citare due fronti aperti, emergenza casa e sicurezza del lavoro, i temi urgenti. Al momento non si prevedono primarie. Diciamo che la strada prioritaria che è stata scelta in questo momento è quella di individuare una soluzione nel confronto interno alle forze che costituiscono questa alleanza di centrosinistra. Pur non avendo alcun ruolo nel PD, sono un semplice iscritto, vorrei dire la mia sul candidato presidente alla Regione Veneto. Inizia così un lungo post su Facebook dell'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, a sostegno della candidatura di Vanessa Camani alla presidenza della Regione Veneto. Vanessa ha assunto il ruolo di capogruppo del partito più grosso del centro-sinistra, ha svolto bene il suo lavoro, è diventata sempre più autorevole nella critica al governo di Zaia, scrive Zanonato. Un endorsement in piena regola che continua così. In poco tempo si è vista un'iniziativa regionale che ha fatto tornare sulla scena il centro-sinistra in Veneto. Secondo me dovrebbe essere da questa figura che dovrebbe partire un ragionamento e una discussione con le altre forze politiche chiamate ovviamente a formulare delle proposte. E noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta. Arrivano importanti novità per quanto riguarda il virus sinciziale, grazie ad un anticorpo monoclonale che è disponibile in Veneto dalla stagione 2024-2025.
È una cosa epocale perché in pratica le bronchioliti sono quasi sparite e questo ha un impatto importantissimo sulla funzionalità degli ospedali, ma anche sul numero di visite che i pediatri devono fare, sulle famiglie che perdono il lavoro perché i bambini si ammalano e sui costi, perché un costo di un ricovero in terapia intensiva è altissimo, quindi anche dal punto di vista economico la spesa che è stata fatta è stata compensata. Il Veneto è la prima regione italiana ad aver avviato una campagna di prevenzione del virus sinciziale. I risultati nella nostra regione parlano di una riduzione nella stagione 2024-2025 dei passaggi in terapia intensiva dell'83% rispetto allo stesso periodo del 23-24. I ricoveri sono crollati del 74%, passando da 1.300 a 260. Abbiamo i dati che dimostrano una riduzione dell'80%, del 78-80% dei ricoveri e questo è un dato veramente incredibile. Il virus respiratorio sinciziale era la principale causa di ricovero dei bambini al di sotto del primo anno d'età. In Veneto c'erano ogni anno almeno 900 ricoveri in seguito alla bronchiolite. Ora, con l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale, i piccoli sono più protetti. Per oltre l'80% dei bambini nati in stagione hanno aderito all'immunizzazione, cioè significa che questi bambini non si sono ammalati. Abbiamo avuto un crollo dei ricoveri ospedalieri, delle giornate di degenza, e le giornate in ospedale hanno un significato estremamente importante perché il bambino sta male, perché i genitori devono star lì e perché il personale ospedaliero non si può dedicare ad altro. Azienda Zero sta già predisponendo una nuova gara per la prossima stagione invernale, durante la quale si punta ad immunizzare un numero ancora maggiore di bambini. È stata una strada che abbiamo avviato perché ci abbiamo creduto nelle evidenze scientifiche, creduto nella capacità organizzativa della regione e abbiamo avuto il supporto anche di poter acquistare le dosi, perché anche la parte economica, quindi la sostenibilità, oltre che la fattibilità in una campagna di offerte è molto importante. A 25 anni dalla firma del gemellaggio tra San Zenone degli Ezzelini e Maiano, le cui basi sono state create in occasione del sisma del 76, le due comunità si sono ritrovate per rinsaldare il loro rapporto d'amicizia. San Zenone degli Ezzelini ha celebrato domenica i 25 anni di gemellaggio con il comune di Maiano, cittadina friulana in provincia di Udine. Una giornata intensa ed emozionante vissuta all'insegna della solidarietà, della memoria e dell'amicizia nel ricordo di un legame nato nel 1976, pochi giorni dopo il devastante terremoto che sconvolse le terre friulane e che portò l'aiuto veneto alle genti coinvolte nel disastro. In occasione dell'anniversario è stato intitolato a San Tommaso di Maiano, fra le località più colpite dal sisma, il parco comunale del centro cittadino, con un cippo realizzato dagli alpini Romeo Feltracco, Pio Torresan e Danilo Mattiello e con la donazione della grande pietra e del materiale per il basamento da parte di aziende locali. Alla cerimonia hanno partecipato anche la sindaca di Maiano, Elisa Giulia De Sabata, visibilmente commossa al momento dell'intitolazione, e altre autorità dei due paesi gemellati. Dopo i discorsi ufficiali e lo scambio di doni, il corteo si è spostato nel centro del paese, guidato simbolicamente dal primo camioncino, ancora perfettamente conservato, che nel 1976 partì da San Zenone per portare aiuto a San Tommaso di Maiano. Il sindaco Fabio Marin ricorda il patrimonio che unisce profondamente le due comunità, dalla solidarietà all'amicizia, come esempio per le generazioni future, perché l'altruismo, l'accoglienza e l'umanità possano rappresentare per sempre una strada da seguire. E adesso le notizie da Belluno e provincia. Incendio sul tetto in legno di un'abitazione di 3 piani a Peccol di Zoldo Alto in via Boscoverde. Al momento dell'incendio all'interno della casa non era presente nessuno. Le squadre dei Vigili del Fuoco, accorse dal comando di Belluno con il supporto dei volontari della Val Zoldana per un totale di 20 operatori, hanno spento le fiamme originate dalla canna fumaria che hanno provocato danni anche al terrazzo situato al terzo piano. L'intervento per la messa in sicurezza dell'area, iniziato ieri sera, è terminato questa mattina.
La telefonata di un utente che era stato ospite di una struttura ricettiva della provincia lamentando il fatto che il gestore aveva preteso il pagamento in contanti ha insospettito gli operatori della questura di Belluno, le cui verifiche si sono aggiunte a quelle già in corso da parte della Guardia di Finanza. La squadra di polizia amministrativa appurava così che oltre a quanto raccontato dal turista non vi era stata la prevista comunicazione alla questura delle generalità del cliente, omissione per la quale il proprietario è stato denunciato per un reato che prevede una sanzione fino a 3 mesi di arresto o l'ammenda fino a 206 euro. Il Consorzio del Bacino Rifiuti e l'Assemblea Generale del Consorzio PIM Piave, i sindaci riuniti oggi in prefettura. C'erano in pratica tutti i sindaci della provincia per 2 riunioni svoltesi in rapida successione nella sala di Palazzo Piloni che dal palazzo stesso prende il nome. Prima per il Consiglio del Bacino Rifiuti, poi per l'Assemblea Generale del Consorzio BIM Piave. Per il primo sono stati i primi passi per la nuova holding nata dalle 4 società che precedentemente si occupavano della raccolta dei rifiuti. Ci sono stati i primi approvazioni dei piani economici finanziari e dei piani tariffari di una serie di comuni, gestori della Bellunum, Ponte Servizi e i Cortina d'Ampezzo, e è stato approvato anche la deroga per alcuni servizi essenziali, spazzamento, svuotamento dei cestini, e soprattutto la cosa più importante, si dà inizio ai controlli. Questo è un compito fondamentale del Consiglio di Bacino e una serie di monitoraggi e di controlli verso l'operato dei gestori. Alcuni sindaci poi hanno chiesto venga imposto ai proprietari dei cani il deposito del DNA dei propri animali sulla scorta di quanto sarebbe stato fatto a Bolzano, per eventualmente identificare le deiezioni abbandonate sui marciapiedi. Per quanto invece riguarda il BIM, era necessario adempiere ad alcune procedure nei tempi stretti imposti dalla legge. Ce ne sono 2 di urgenti, punti all'ordine del giorno. Sono uno il rinnovo del revisore dei conti che scade il 30 aprile, il secondo è l'approvazione delle modifiche statutarie allo statuto della Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile che faremo noi, il Comune di Belluno, il Comune di Feltre e la Camera di Commercio di Belluno Treviso, in quanto GSE ci ha comunicato alcune modifiche sostanziali, anzi non sostanziali da fare, ma che sono indispensabili ai fini dell'ottenimento anche dei contributi PNRR sugli impianti, e pertanto questa operazione va fatta entro il 15 maggio, comprensiva anche della stipula dal notaio della modifica convenzionale e dello statuto, e quindi dobbiamo fare d'urgenza questo passaggio perché dobbiamo farlo noi, poi il Comune di Belluno, il Comune di Feltre, ripeto, la Camera di Commercio, e poi fissare la data da notaio entro il 15 maggio, quindi i tempi sono strettissimi. Ultimi giorni utili per chi vuole sciare, quasi tutti i comprensori hanno interrotto l'attività. In Veneto l'unica pista ancora in attività è quella sul Col Gallina nel pressi del Passo Falzarego, dove si potrà sciare fino al 4 maggio. Tutte le altre piste della regione hanno chiuso i battenti, le ultime nel giorno di Pasquetta. Positivo il bilancio della stagione, lungo i 1200 km di piste del Dolomiti Superski, l'incremento rispetto al 2024 è stato di circa il 2%. A Cortina, Rabba, Falcade, San Pellegrino il dato oscilla tra il 2 e il 3%. Saranno una dozzina gli appuntamenti organizzati a Feltre con l'obiettivo di conoscere la natura e l'ambiente e di educare i cittadini ad apprezzare quello che li circonda. Tornata il Trail Festival dell'ambiente con appuntamenti per tutte le età, da quelli per i bambini presso la riserva naturale del Vinchetto di Celarda, piuttosto che sull'anello del Monte Miesna, a quelli per i più grandi tra Aula Magna, Tina Merlin e Polo Bibliotecario. Il progetto e il programma è quello di visitare la nostra natura e il nostro splendido territorio. Non solo visitarlo, perché quindi dall'8 all'11 di maggio ci sarà la possibilità di immergersi proprio in quella che è la nostra natura. Un anno fa la prima edizione si occupò delle tematiche relative all'acqua. Il 2025 vedrà invece messa al centro la questione energetica. Quest'anno è l'energia, infatti abbiamo come personaggio importante che verrà a spiegarci l'energia pulita Valerio Rossi Albertini, divulgatore scientifico del CNR. Siamo in chiusura, vi lascio adesso alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.